fight, make America great again. E così apriamo la puntata di oggi di Domenica che Barba, onorando un altro marchio italiano e parlando di quello che è accaduto domenica dopo che ci siamo incontrati per la rasatura. È stato colpito Donald Trump in una città del Tennessee, della Pennsylvania, scusate, ma questa è storia passata. È una solidarietà contro la violenza, contro i toni che non possono continuare ad essere a questo livello. Andiamo a bagnare per la rasatura di domenica 21 luglio, Domenica che Barba. L'avvelenamento del mondo ha raggiunto dei livelli elevatissimi. Purtroppo anche le raccomandazioni non servono, non soltanto negli Stati Uniti ma anche nel mondo. Se apriamo la pagina degli esteri possiamo cominciare dai 105 morti in Bangladesh. Ci sono state delle manifestazioni molto violente nelle quali hanno protestato perché alcuni posti dello Stato di lavoro dello Stato del Bangladesh, soprattutto nella città di Dhaka, sono stati riservati a coloro che hanno combattuto per dei diritti all'interno del paese. Ci sono state delle repressioni, quindi gravissimo quello che sta accadendo nel mondo. In Venezuela Maduro, partiamo da qui, si ricandida vestito da rocker, ha credo 67 anni, si è vestito con gli occhialoni, i pantaloni come gli americani per cercare di svecchiare un po' la sua immagine, quindi portare il suo paese e se stesso a vincere in questo paese dell'America Latina, come sapete, combattuto da delle crisi fortissime, di inflazioni devastanti. Oggi abbiamo da preparare, come sempre, con Dawn of Glory, Raisoi Godfellas, la nostra rasatura, in una giornata ancora molto calda, niente da dire, molto fluido. Non vi faccio vedere un prodotto che già conoscete bene, salutando tutti gli amici, partendo Alessio, saluto Marco, saluto Fulvio, saluto Davide, saluto Mirko, saluto tutti i nuovi iscritti al mio canale che hanno superato da un po' i 500, quindi insomma è una piccola soddisfazione non essere più da soli. Insomma è divertente sapere che seguite con interesse, perlomeno non so se fino al fondo, le mie rasature della domenica. Mentre per finire ha rivinto Assad, il partito Baath in Siria, di nuovo vinto, quindi questa non è una bella notizia, sapete, un dittatore che ha portato il paese al disastro. Quindi insomma nell'Oriente ci sono situazioni di tensione, un missile, un drone degli Houthi ha colpito un obiettivo in Israele. Questa notte l'IDF ha per rappresaglia reso pan per focaccia e distrutto la base da quale partivano questi missili. Posso dire che ha fatto bene? La risposta è sì. E poca pietà contro questi gruppi terroristici filo iraniani. E voltandoci mentre aspettiamo che il pre-barba faccia effetto, morto mercoledì Publio Fiori, democristiano, politico, ex sottosegretario alle poste, credo anche alla sanità negli anni 80-90 principalmente. Divenne famoso perché nel 77 BR gli spararono e lui sopravvisse. Del comando facevano parte Barbara Balzerani, Bruno Seghetti, tutto quel bel mondo brigatista che colpiva esponenti della politica di quel tempo. Quindi uno dei tanti politici che forse nessuno piange, ma che è diventato famoso proprio perché gli hanno sparato. Non gli avessero sparato nessuno saprebbe chi è Publio Fiore, forse oggi non lo ricorderei così come un politico della Prima Repubblica. Nella parte chi se ne frega, abbiamo 3 matrimoni che si sono tenuti ieri, quindi Federico Chiesa, il calciatore, Paolo Dybala, anch'egli calciatore, il motociclista campione Pecco Bagnaia, hanno impalmato le loro 3 compagne in un matrimonio, quindi ce ne frega meno di niente, auguri a loro. Ma soprattutto la cosa che va rimarcata è questo asterisco che riporta la separazione di Paola Turci e Francesca Pascale, di cui ce ne frega meno di niente, però queste sono le notizie che sono comunque uscite sulla stampa nazionale. Andiamo a preparare il pennello, un Semog 820, piuttosto strizzato, anche piuttosto spennacchiato, peraltro un gran pennello che utilizzeremo per preparare la rasatura con Paolo Barrasso, il barbiere di Torino. Un'ottima crema che ho sempre considerato veramente da poltrona di negozio della vecchia Torino. Insomma, Paolo, sapete, è in via San Secondo, ve lo metto così sotto l'illuminatore, un negozio di barberia molto frequentato, non solo dai suoi amici mods. Ecco, saluto nel frattempo Paolo e ringrazio per la sua esperienza, per la sua simpatia. Qua abbiamo una parte di crema che andrebbe montata in ciotola, quindi la monterò in ciotola.
perché sicuramente Paolo mi direbbe: montala in ciotola, io cosa devo fare? Non posso fare che prendere questa porzione di crema, vedete il colore tende al giallino, e porla dentro al fondo della mia ciotola Fabergé dal 1926 Maître Chocolatier, quindi niente di più improprio ma niente di più divertente da usare per montare il nostro sapone per una rasatura in una giornata ancora di un sole molto alto. Sembrava che le temperature avrebbero dovuto riallinearsi un po' alla media tra ieri e oggi. In realtà io non sono ancora uscito di casa e quindi penso che la temperatura sia ancora piuttosto elevata. Cerco nello specchietto retrovisore, per andare avanti, per non perderci, Falcon by CrowdStrike, che avete sentito venerdì mattina, rimbalzata giocoforza sulle agenzie di tutto il mondo, questa terza parte di una società americana, terzo collaboratore di Microsoft, che gestisce soprattutto i cloud del colosso americano, che grazie, anzi purtroppo a causa di una patch di aggiornamento mandata in tilt per risolvere un problema, ne ha creato uno gigantesco. Aeroporti, banche, assicurazioni, ospedali in tilt, e compagniere, il titolo che ha perso il 10% chiaramente in 12 secondi, quindi un disastro totale. Ma principalmente tutti i giornali parlano di quello che può essere il ricatto. Questo non è un attacco hacker, semplicemente una minchiata fatta da qualcuno che nella software house. Nel frattempo vediamo una rapidissima presa istantanea in pochi secondi della Paolo Barrasso, che si sposa perfettamente con il nostro pennello in maiale Semog 820, pennello portoghese, dove il biancore algido della sua schiuma va a fare un po' il contrasto sulla parte non ancora montata sullo sfondo. Vedete un color nocciola chiaro, molto buono sicuramente, prodotto già testato. Credo abbia fatto anche un prodotto al vermouth Paolo Barrasso, io non l'ho mai provato, ma insomma sono tutti quei giusti tentativi di portare anche l'onore della storia di Torino, per salvarla anche un po' dall'oblio, salvarla un po' dalla dimenticanza, salvarla un po' dai disinvestimenti, perché non so, il sindaco Lorusso, che saluto ma che per fortuna non devo votare non essendo più residente ormai da 7 anni nella città dei baracchini, ecco, mi auguro che abbia lui delle idee per proporre a qualcuno una soluzione. Saluto Marco Traverso, che ha aperto la sua pagina Visti di Traverso, interessante, giornalista, pubblicista, con un'esperienza nella comunicazione, ha diritto espansione, diversi giornali, non si è soltanto divertito con noi a farsi la barba, con una grande esperienza che tutti gli riconosciamo nel suo sito Amici della Pogonotomia, e quindi saluti a Marco e in bocca al lupo per il suo nuovo format. Io vado a bagnare perché a questo punto l'aria, essendo molto calda, richiede un inserimento ulteriore. Bene, si parte benissimo. Vedete, in pochi passaggi il viso è già coperto. Alcune creme hanno bisogno di più passaggi, con movimenti circolari, cosiddetta rasatura pompeiana, per dirla alla Carlo Peluso, che saluto, sempre presente del Regno delle Due Sicilie, che segue i miei video e che saluto con affetto, condivide anche la vicinanza del ministro San Giuliano, spesso legato a Napoli, dove continua a parlare, chiaramente impegnarsi nel portare a Napoli a diventare una città ancora più bella di quella che è già stata rifatta e rimessa al mondo negli ultimi 20 anni. Chi va a Napoli ne rimane certamente rapito, forse non tanto per quello che è, ma purtroppo per il contrasto con quello che era prima, quindi forse un po' questo è veramente il doppio successo di Napoli. Set di telenovela, se non soltanto di Un posto al sole, dove avete visto ormai tutti invecchiati gli attori di quella telenovela infinita su Rai 3, che prima delle 20 continua a interessare milioni di spettatori, ma i suoi attori sono invecchiati con lei. Ma al di là di quello, fu un'idea di Giovanni Minoli, io l'avevo detto in un articolo molto interessante, quindi ho detto no, del vero, che insomma è un successo televisivo. Mentre molto male invece il nuovo piano dei palinsesti Rai, presentato per l'appunto a Napoli di nuovo, con un caldo infernale. Chi è dovuto montare le passerelle era contrariato per la temperatura altissima in cui è dovuto lavorare. In ogni caso, certo, d'estate fa caldo, a Napoli certamente, insomma, è una latitudine così, piuttosto calda, già di su, ma insomma, palinsesti terrificanti. Qualcuno pare che abbia chiesto aiuto a Pier Silvio Berlusconi, che Mediaset venga incontro, addirittura si parlava, ne parla il Foglio, di una fiction su Mike Bongiorno, cioè siamo arrivati a un punto in cui non si sa più veramente che cosa proporre. Mentre leggevo che Paola Cortellesi, dopo il grande successo C'è ancora un domani, sta finendo di girare la serie Petra, quindi donna fragile nel suo film in cui è debuttato come regista, che ha avuto un successo planetario con incassi milionari,
diventa credo una poliziotta, credo invece tutta d'un pezzo, per l'appunto si chiama Petra, per Sky. Io non ho Sky, quindi non la vedrò, sinceramente non è che la cosa mi possa così mettere in una condizione di subalternità, quindi insomma guarderò qualcos'altro, guardo poco la televisione, e soprattutto questi palinsesti vergognosi della verità, e non soltanto nel campo della RAI, effettivamente non lasciano pensare che la comunicazione televisiva per un governo che potrebbe fare delle cose molto più belle e non è in grado di farlo, la di Roberto Sergio, è lì che fa l'equilibrista, non si sa ancora quanto durerà. Bene, io direi che mi sono ampiamente preparato una rasatura e procediamo a allestire un rasoio che ho scelto dal mio cestino di vimini. Io i rasoi non li tengo in una vetrina, li tengo in un cestino di vimini sotto il lavandino, perché è il luogo migliore dove secondo me si può con la giusta ispirazione partire nella scelta di un rasoio. Questa mattina un Wilkinson apribile, eccolo qua, vedete, si apre come il tetto di un osservatorio astronomico, ve lo faccio vedere, molto divertente. Sono questi rasoi manico lunghissimo, molto meno pesante di quello che potreste pensare, la lunghezza sarà 17 cm, 16, insomma è importante. Questi 3 anelli zigrinati servono chiaramente a dare nella chiusura la sicurezza di un serraggio. Mentre andiamo a accendere la radio, oggi abbiamo una radio di Ferrara che si intitola Radio Dolce Vita, che propone dei pezzi e non soltanto degli anni 30, anzi quasi nessuno, ma insomma prende per buona quella che è la vita Ferrara. Città di Vittoriano Sgarbi, che saluto con affetto, lo si vede meno, tolto nei suoi messaggi Sgarbistan 2, La Libertà, che è una chat di WhatsApp con sono inserito, dove vengono sparate ogni giorno centinaia di fotografie di dipinti molto belli, di foto sue, di amici suoi che pubblicano, compreso me, che ho poco tempo peraltro di seguirlo. Super Inox Bolzano, qua non vogliamo andare a perderci, fare delle strane discussioni. Allora prendiamo una Wilkins, una Bolzano? Senza dubbio, già mezza aperta, era residente fuori dall'incarto, ma sicuramente una lama nuova, non so perché ogni tanto queste lamette sono fuori dal loro imballaggio, probabilmente è Micro che ne fa un uso, e poi me le mette lì in modo che a me possa anche venire la voglia di utilizzarle, ed è quello che farò oggi. E andiamo, prima che si possa asciugare troppo il viso, a deporre, anzi a porre su questa barra separatrice ferma lama la nostra Bolzano, e andiamo a chiudere così, serrando. Questo è il profilo, e questo è il pettine leggermente arricchito da alcuni dentini, e questa è l'esposizione della lama che va ad aprire la rasatura di oggi, 21 luglio. Ieri sera festeggiamenti alla Campania follonica, a sud, poco fuori città, del nostro amico Luca. Abbiamo festeggiato i 58 anni di Enzo, mio coetaneo, a cui faccio gli auguri, mio compagno di liceo, trasferito in Maremma, ricchi premi, cotillon. Si è molto spenta la crema. Io adesso però farei un'additivazione, perché non mi piace così bassa sta crema. C'è qualcosa che non mi piace, andiamo ad aggiungere un po' d'acqua alla nostra ciotola e andiamo a rimontare, perché io capisco che effettivamente si può anche dare il primo velo e poi poter procedere con la rasatura senza timore di irritare il viso, ma con questo caldo già siamo sottoposti a temperature molto alte, quindi è bene quantomeno il primo passaggio farlo come si deve. Quindi, come sentite, il ciloccare del nostro pennello portoghese dentro la ciotola presuppone un ulteriore passaggio in viso per preparare una barba che è stata fatta venerdì mattina fuori casa in una località del centro Italia, che poi ho attraversato ricollegandomi con il bar Montalto di Castro, girando un breve video su Instagram davanti a una stele di questo comune che si chiama Caslone, 200 abitanti, 15 morti fra la prima e la seconda guerra mondiale, tributo di sangue del paese che va rispettato, soprattutto per coloro che calpestano i diritti, che pensano che tutto sia stato ottenuto così per grazia di Dio e che nulla si possa perdere. La perdere i diritti sono all'ordine del giorno. Vedete cosa sta succedendo in Europa. Potremmo andare a bomba a parlare al sostegno mancato di Giorgia Meloni del governo italiano a Ursula von der Leyen, scusate, la quale comunque è stata rieletta per un secondo mandato. Allora tutti leggono in questo evento una crisi del governo, una crisi
di Giorgia Meloni, una crisi di identità. Lei ha spiegato che invece tutto questo non c'entra niente, semplicemente dice: mi sono comportata da capo di Stato, di governo, da leader di governo, se la canta e se la suona da sola, andando un po' avanti, tolto il crowd strike di cui abbiamo parlato. No, Bella Hadid, modella americana, aveva fatto dichiarazioni pro-palestine dopo il 7 ottobre, aveva sponsorizzato un paio di sneaker dell'Adidas, le SL72, in onore, in ricordo delle Olimpiadi di Monaco, in cui furono ammazzati 13 atleti israeliani, tra gli atleti e allenatori da Settembre Nero, che attaccò il villaggio olimpico di Monaco. Quindi l'Adidas, dopo delle proteste degli ambasciatori in Germania, ha fatto cancellare e licenziare questa bellissima donna che faceva una pubblicità, queste famose scarpe, le vedete, se andate a vedere, sono delle classiche sneaker di cui parla anche il Foglio, perché le sneaker sono il pezzo del momento. Mentre dopo il Pio Albergo Trifulzio a Milano, vi trovate alla Baggina, dove nacque Tangentopoli, Mario Chiesa, è successo un'assegnazione di alloggi di 200 metri quadri a Milano a 500 euro al mese. Ma queste follie, di cui non vi darò conto perché non ho letto di preciso, le ho sentite mentre ero in viaggio, da Paolo Miri, appunto Radio 24, la mattina alle 8:20 di venerdì. Abbiamo il Parco delle Cave a Milano, che non so dove sia, andate a vedere, abusi edilizi su 77 appartamenti, torri costruite senza le necessarie autorizzazioni. Questa è l'Italia, li hanno presi. Bene, mentre girando la lama, riprendendo ad essere sicuramente un maggior aggancio per un primo passaggio, niente male, regalo di un'amministrazione, niente male, nemmeno Natale, una sera normale, con gli occhi per terra la gente prepara la guerra. Questo credo che fosse il Cucciolo Alfredo, canzone inserita in Come profondo il mare di Lucio Dalla, grandissima LP del 1980, andiamo a bagnare, forse anche del 78. Il viso va tenuto molto umido in queste giornate, mentre non so chi canta in questo momento a Radio Dolce Vita, è un easy listening, la più bella radio, lo dicono loro. Beh, è bene, in effetti, la più bella musica della tua vita l'ascolti in streaming, naturalmente, con un telefonino, un cellulare, FM Radio, ci sono un sacco di applicazioni, oppure con una radio internet, che è sempre la cosa migliore, che garantisce con i suoi altoparlanti in strutture in noce spesso, o anche in MDF, in pannelli MDF, il miglior prodotto per costruire radio, far sentire la sonorità. E quindi fate come volete, o anche le cuffie sono un'ottima soluzione, ma ascoltate la radio. Ecco, io sapete che ogni settimana cerco di difendere l'ascolto della radio, delle parole, della musica, perché effettivamente si tratta di un sistema, secondo me, non essendo inquinato dall'immagine e dalla sciatteria di quella che viene fatto dell'immagine, dell'abuso dell'immagine per passare delle produzioni orripilanti grazie agli effetti scenici come dei bei film, delle belle produzioni che in realtà fanno schifo, sono impresentabili. Questo parlo anche di Netflix, mi spiace dirlo, ma purtroppo è così. Schwarzenegger crolla ad arco. Vi ricordate quell'atleta che era stato beccato a Pechino nel 2018 per doping, che l'avevano squalificato per anni perché si era dopato? Poi aveva detto, raccontato con lacrime che i suoi genitori in Alto Adige lo costringevano ad allenamenti defatiganti, paurosi, lui non ce la faceva più, ha fatto una vita all'inferno delle ragazze, questi insistevano, volevano farlo diventare un campione stava per diventare, l'hanno beccato ad arco l'altro giorno, gli è partita la schiena, si è incriccato ad Arco in Trentino, dove parla con anche un po' di ironia il giornalista. Venivano distribuiti nel frattempo sotto i gazebo degli hamburger a 5 euro l'uno. Una volta queste cose qui mangiavi il panino nell'acqua minerale, 2 euro con l'acqua, 3 euro tutto insieme, proprio per dare un contributo. Adesso è diventato tutto costosissimo. Quindi figura pessima, mi spiace, io tutta la mia solidarietà, ma sinceramente potrebbe essere nel chi se ne frega di prima, ma lo mettiamo un po' nelle cose di cronaca invece vera, cronaca vera. Multato nudo a Favignana. Allora, Favignana, che è stata meta in giugno di molte persone che hanno fatto la prima settimana per dare la prima tintarella, perché ormai le vacanze si fanno in 2 parti, tu devi andare via a giugno. Mi sono fatto un red dot, eccolo qua. Fight, fight, fight! Mi hanno sparato con una lama qui probabilmente, contropelo, si spegne la Barrasso. Questo è un dato che non mi piace. Chiedo ad Alex Nurs, che è il mio arbitro eleganziarum sulla tecnica, sugli usi e sugli abusi dei prodotti. L'altra settimana mi ha sbertucciato in maniera molto amichevole, come sempre fa e che io apprezzo, dire solo tu potevi usare un almond, una Tops alle mandorle in pieno luglio, non si fa.
e quindi anche oggi mi dirà hai montato male la crema. Io sono qua che attendo di sapere dove sta l'errore, insomma, da coloro che mi seguono principalmente per la rasatura, oppure quelli che non se ne saranno neanche accorti perché invece ascoltano le cronache che io vi leggo. Quindi questo signor a Favignana girava completamente nudo sugli scogli, i carabinieri gli hanno ficcato 10.000 euro di multa, quindi attenzione ad andare in giro con sti robi devora, perché non è che siamo in un paese così libero, giustamente, anche perché un po' oltraggio al pudore, mentre collegando sempre i lidi, spiagge e mare, al lido azzurro di Torre Annunziata sono entrati armati di fucili e caschi dei killer l'altro ieri che cercavano qualcuno che hanno poi individuato a contropelo. E non so se gli hanno sparato o l'hanno fatto fuori, certo è che i bagnanti atterriti sono scappati terrorizzati con gli asciugamani, perché mentre siete in spiaggia arrivano commandos, camorristi e non solo, o di organizzazioni criminali che vogliono far fuori qualcuno, e non solo italiani sicuramente, e non solo, attenzione, non prendetemi per razzista da un punto di vista criminologico. Io tengo sempre questi rasoi così molli, con sto pendolo. Cos'è sta roba? Il rasoio Foucault. Il rasoio va tenuto in maniera... Io certo ho una tecnica in cui lascio che il pennello segua il mio viso con una sorta di movimento, tolti in alcuni punti dove è richiesta la pressione. Troppo lungo questo manico, non serve a niente, a meno che non la acchiappi di qui, che forse è la cosa giusta da fare. Allora, o è chiuso male oppure è chiuso bene. La Bolzano taglia, non mi sono già fatto 2 o 3 sgraffignature, quindi occhio, 1, 2, 3, cioè 4, dateci piano, andiamo a sciacquare e siamo al secondo passaggio e portiamoci avanti. Dopo queste notizie di cronaca nera che poco lasciano dal punto di vista dell'interesse, la chat GPT cinese, che non si chiama così, invece è stata come si può dire, catechizzata dai softwareisti cinesi, perché se voi chiedevate chi è Xi Jinping, diceva è un dittatore che ha tolto i diritti in Cina, questo perché non va bene per niente il Partito Comunista Cinese, quindi ha tagliato, ha dovuto riprogrammare la chat cinese che fosse amica del socialismo reale, quindi ci sarà anche questo, il problema di adattare le intelligenze artificiali ai voleri dei governi dei paesi in cui queste vengono utilizzate dai cittadini, molto importante dal punto di vista del controllo politico, questo è vero. E purtroppo qua abbiamo un collegamento, prendiamo una penna come si fa nelle lezioni di marketing, quelle completamente inutili che vedete nelle lavagne con i fogli che si strappano nelle aziende, dove trovate dei segni di gente che forse non ha capito né quello che scrivevano gli altri né quello che avrebbero dovuto imparare. Ma qua io vi dico invece che Meloni che molla la von der Leyen si lega a questa notizia: nessun italiano sul fronte sud NATO. Stoltenberg, presidente della NATO uscente, che fra poco lascerà la sua cadrega, Mark Rutte, l'ex premier olandese, non ha seguito le pressioni di Giorgia Meloni che voleva nel fronte sud, che è la parte importante dell'alleanza. Un nostro esponente italiano ha messo uno spagnolo, quindi Meloni si era incazzata da morire, Tajani se l'era già presa perché Meloni non ha votato per la von der Leyen, l'altro Salvini non si sa dove sia, ma con i sovranisti e con i patrioti insieme a Vannacci, che poi alla fine l'hanno accettato come vicepresidente del gruppo al Parlamento europeo. Ma questo è l'ultima parte, Matteo Renzi. Qua abbiamo Elly Schlein che dopo la partita, forse voi prima o dopo qua sta studiando gli schemi, nella partita del cuore di mercoledì ha vissuto, grazie a un assist di Matteo Renzi, ha segnato un gol nella nazionale, nella partita del cuore, e Renzi l'ha abbracciata, l'ha presa in braccio, una foto mitica, un momento in cui Renzi rilancia il campo largo, mentre all'interno Maratin di Italia Viva, ne parla il Foglio, ha preso malissimo la cosa, ha detto ma come si fa ad andare con gente così, che ha bocciato il Renew Europe, scusate, il Jobs Act, non si è presentata a Genova l'altro giorno insieme al 5 Stelle e alla Schlein, che hanno manifestato a Genova per le dimissioni, chiedendo le dimissioni del governatore Toti. Quindi si trovano uno contro l'altro, però si ritrovano abbracciati alla ricerca di una salvaguardia, di un argine all'avanzata della destra. Quindi Elly, studia bene quello che stai facendo e soprattutto Renzi abbia un po' di buonsenso. Il tuo amico Calenda ha già detto che tu ti alleresti anche con i nazisti dell'Illinois, quelli di cui parlavano John Belushi e Dan Aykroyd nel famoso The Blues Brothers. Quindi insomma ricominciamo la polemica, parliamo di cose un po' evanescenti, però alcuni giorni questa sorta di nuova uscita li ha tenuti sulle pagine dei giornali anche con fin troppa attenzione.
Abbiamo già detto tutto l'estero di Publio Fiore, abbiamo parlato, vince l'Occhiali da Figo e ancora un concorso che deve essere preparato. Io adesso però andrei a farmi il terzo passaggio, perché ho qualcosa da leggervi. Io se però prima del terzo vi darei una piccola occhiata sul foglio di ieri di Claudio Serasa. Eccolo qui, abbiamo cerchiato per l'appunto addio Rai, tristezza, saluti, appelli a Pier Silvio, ecco il palinsesto della TV più malinconica del mondo. Quindi tutta l'offerta la racconta Stefano Coletta, direttore della distribuzione Rai, che per i vertici sarebbe il migliore, uno che parla così: la Rai deve essere un'ossessione d'amore, la Rai è un grande, infinito matrimonio longevo, bisogna renderlo non stancante. All'interno, come trovate nel foglio, anche questa parte qui, no, abbiamo il gol di Martì, il disastro Cloud Strike, non ve lo leggo, ve lo guardo dopo, e Rai tristezza per gli Medias, ecco. Così gli investitori prendono il sole, vedono il mare e dimenticano la Rai. Questo è il perché chiedono a Roberto Sergio come mai è invitato a Napoli tutti coloro che dovranno presentare la partecipazione del palinsesto. Ma andando oltre, abbiamo un Biden amaro, quindi l'NBC ha detto che il presidente sta lavorando qua. Biden ti dimetti? Non ho detto no, non si dimette, sembrava che fosse così, ma lui ha smentito categoricamente di ritirarsi. Nel caso Kamala Harris, che è la sua vice, sarebbe pronta a intervenire, mentre il nostro Donald Trump ha già nominato questo come suo vice, questo uomo un po' discusso, insomma, una storia di una madre aguzzina, un padre, una vita stranissima, un uomo un po' particolare, quindi si chiama Vance mi pare, adesso non mi ricordo, vado a memoria. E quindi il Partito Democratico, poco dopo il portavoce della Casa Bianca, appunto, quando gli chiesero se Biden si voleva dimettere, Andrew Grace ha scritto su X: non è vero, abbiate fede. E Biden ha detto che la settimana prossima ricomincerà il tour elettorale dopo l'isolamento per Covid, perché si è beccato anche il Covid, mentre l'Italia non è isolata. Lucia Annunziata, qua parlando del voto non dato di Giorgia Meloni del governo italiano a Ursula von der Leyen alla rielezione al vertice della Commissione europea. È interessante questo pezzo di Lucia Annunziata, eccolo qui, in basso a sinistra in prima, dice: questa lettura secondo cui adesso Giorgia Meloni sarebbe isolata non la condivido, la posizione della Premier è comprensibile, si è coperta. Dopo l'apertura di von der Leyen ai Verdi non poteva fare molto diversamente, dice Lucia Annunziata, il che è vero, perché l'apertura alla politica green andava contro quelli che sono le idee invece del governo italiano, che vanno contro una politica green a tutti i costi, nonostante sia importante perseguirla. Il fiasco della Nato, qua abbiamo parlato di Stoltenberg, ve l'ho appena accennato, fallita l'operazione Meloni, ma è qua all'interno che si trovano le parti più pregevoli, come sempre nell'edizione della domenica: Racchette d'Italia, viaggi tra i circoli del tennis della penisola, e cominciamo dal Parrioli di Roma. Qua vedete una scena del film di Vittorio De Sica negli anni 60-70, che è il giardino dei Finzi Contini, tutti vestiti di bianco. Un tempo giocavano qui Giorgio Bassani, per l'appunto l'autore del romanzo, e Pierpaolo Pasolini. Oggi George Soros e gli emuli di Yannick Sinner, 20 campi, obbligo del bianco e pochi aperitivi. Vi indico a Fulvio, che se vuole leggere, che frequenta il circolo del tennis del Piemonte, ma non solo, insomma, frequenti i migliori ambienti, poi Michele Masneri a parlarne, quindi lo consiglio. Alcune sottolineature dove si dice: i circoli sorgono in mezzo al verde, spesso sul fiume, tutti a Roma Nord, in quei grandi spazi che sembrano California o Texas. Abbasso un pochino la radio che mi sta intronando l'orecchio sinistro, questo cantante, non so che, Emiliano Romagnolo, e quindi anche i loro soci dopo un po' assumono l'aspetto di capi navajos, con la pelle consunta e i capelli lunghi argentati dal sole. Qua ne vediamo anche i sabati a passare nei circoli cittadini per fare finta di essere un'eterna vacanza con aperitivo compreso, perché poi stare a casa sabato e la domenica è da sfigati secondo coloro che frequentano questi circoli, sempre con rispetto parlando per chi frequenta i circoli del tennis naturalmente. I circolari, come li chiama Masneri, sono quasi personaggi, speciali categorie dello spirito romano, generalmente maschi di mezza età che si piazzano tutto il giorno negli spogliatoi con l'asciugamano al collo a raccontare aneddoti e freddure ad altri circolari, naturalmente. E sarà un caso se proprio qui ci fu un'epoca in cui si parlava di sinistra tennistica, ricorderete.
come no, pare che a Ingrao, qua parlando di vecchi frequentatori, piacesse molto il tennis e avesse avuto come maestro Alberto Palmieri, scomparso nel 2006, che fu l'allenatore di Adriano Panatta, Ornella Muti, Corinne Clery, Giorgio Bassani, Gillo Pontecorvo e Paolo Villaggio. Oggi la sinistra, anche quella tennistica, è finita da mo'. Del resto Matteo Renzi venne criticato pure con la sua performance, per le sue performance su terra rossa. Il suo maestro, tal Stefano Cobolli, disse a Un giorno da pecora su Radio 1 che era un tennista che ha poca pazienza e che tende a colpire più forte di quanto sia in grado, e sui fondamentali c'è tanto da lavorare. Questo un po' di gossip sportivo anche qui su Renzi, che ritorna dopo le performance alla partita del cuore, e quindi qui poca politica e poche chiacchiere. Si gioca soprattutto, dice al Foglio, Claudio Panatta alias Panattino, fratello minore di Adriano, direttore proprio dei Parioli, guarda caso. E c'è una transumanza anche da altri club, magari più in voga, ma dove non si riesce a giocare per l'enorme richiesta in pochi campi. Qui invece sì. E come ci si iscrive? E qua viene il bello. Vige anche qui il sistema della palla bianca o della palla nera, chiede al giornalista. No, assolutamente. Il socio, spiega il direttore Panattino, deve essere proposto da altri due per il periodo di prova di un mese. Cosa sarà questa prova a cui ti sottopongono? Non ti devi mettere le dita nel naso, non devi rubare le palline, non devi spiare nello spogliatoio delle donne, non lo so, cosa devi fare per comportarti bene? Devi sapere stare a tavola, non ho idea. Comunque dopo un mese, se superi il test, se non sorgono problemi ti puoi iscrivere. E quanto costa? Costa 8.000 euro a fondo perduto, cioè li prendete e addio. E poi costa una quota annuale di 3.400 euro, quindi 11.400 euro per il primo anno per entrare a far parte di questi circoli. Sicuramente valutate, voi che avete la passione dell'appartenenza, c'è un certo tipo di società, soprattutto se vivete nella capitale, ma andando avanti abbiamo un pezzo di storia dei servizi segreti che non sono né FBI né CIA, ma sono un ambiente un po' strano che pare che abbia già più volte ho disatteso le richieste di maggior sicurezza per il candidato tycoon alla presidenza degli Stati Uniti, per cui poi è successo quel che è successo in maniera anche un po' grottesca, ma non vi leggo questo pezzo, mentre interessante il figlio ricco. Eccolo qua. Questo si chiama Leonardo Maria Del Vecchio con l'attuale moglie, qua nella foto in questo vestito a fiori, che costerà 40.000 euro, credo, su lui vestito di marrone. Lei si chiama Michelle Serfati, al Met Gala del 2024. Chi è Leonardo Maria Del Vecchio tra vita mondana e scalata al gruppo di famiglia? È l'anti-Elkan, anti-John, naturalmente Elkan, strategia di una complessa eredità. Chi non ha letto delle diatribe che sono aperte dopo la morte del Leonardo fondatore, che ha lasciato il 12,5%, se non ricordo male, a questo ricco giovanotto per un valore di circa 5 miliardi di euro, il quale sa però andare avanti senza troppi consigli di altri, fa molto per conto suo, è diventato anche direttore di Salmoiraghi e Viganò in tempi molto rapidi, e quindi si dice oggi qui, domani là, oggi compra acque minerali, domani apre ristoranti, poi bibite gassate e gran vino, in società con i rapper Fedez e Lazza, ma anche con Vacchi, il re del packaging. Non ha seguito però le orme di John Elkann, il quale, appunto abbiamo detto, con Exor spazia dalla moda alla stampa, ma la cui ricchezza e il cui ruolo sono sempre ancorati alla eredità Agnelli, quindi alle auto e alla vecchia industria che si rinnova. E non è vero, non si rinnova più niente, perché ormai le auto in Italia non si fanno più. Ripeto, Stellantis distribuirà Leapmotor, auto cinesi, quindi fatevi un'idea. Leonardo Maria, il quarto figlio, è il fondatore di Luxottica, suo padre, gli ha donato appunto il 12,5% di Delphin e a spanne circa 5 miliardi, questo l'abbiamo già detto. Nell'insieme il portafoglio di tutte le sue controllate, perché ce ne sono di diversi tipi, straripa di 40 miliardi di euro e ha prodotto dividendi per 900 milioni, quindi proprio male non sta. Questo è il figlio ricco. Chi non vorrebbe, chi ha una figlia femmina o un figlio maschio a cui piacciono gli uomini, magari sposare uno così, ma cioè, chiaramente sono cose che insomma qua si parla anche un po' di gossip, però informiamoci, ecco, non è sul mercato, perché questo credo sia già la seconda moglie, l'ha già voltolata con una terza, eccola qui, quindi insomma è uno un po' volitivo, quindi fatevi sotto. E dice il nostro giornalista, che è Stefano Cingolani, che ne parla, preghiamo i lettori di seguirci con pazienza, perché io mi rubo un minuto, non di più, per leggervi queste parti che ho sottolineato.
in quanto il mese scorso è arrivata appunto l'acqua di Fiuggi. Lo so perché ero a Fiuggi, me l'ha detto gente del posto, che poco prima erano state acquisite tutte le terme di Fiuggi, compresa l'acqua, che è il grande business. Cosa vi ricorda Fiuggi? Leonardo Maria ha comprato per 9 milioni e mezzo di euro la società che gestisce anche le terme e ha una lunga storia. È passata tra l'altro attraverso una figura di imprenditore ruspante e abile politico come Giuseppe 1, 2, 3, Ciarrapico, chi non se lo ricorda, fascista, missino andreottiano, berlusconiano, senatore del Popolo delle Libertà, andreottiano, editore, il Borghese e la stampa del secolo d'Italia, l'organo dell'MSI. Amico di Carlo Caracciolo, di Repubblica aggiungo, si mise di mezzo anche nella sorte della Mondadori come intermediario tra Berlusconi e Carlo De Benedetti. Poi ha 3 locali milanesi in zona Brera, questo è sempre il figlio ricco, sotto il cappello Triple Seafood, e non si è fatto mancare niente. E l'MDV, Leonardo Maria del Vecchio, come lo chiamano gli amici, così, quelli che lo hanno sotto nell'ambito delle loro amicizie, ha speso 4 milioni per lo storico lido Franco Mare a Marina di Pietrasanta, a 2 passi da Forte dei Marmi. Dunque, investito anche in un locale, il 4º ristorante chiamato Vesta, come quello che sarà aperto a Portofino. Se i palazzi di famiglia non bastano, ci sono ben 2 società immobiliari, Turati Club e Smeraldo. Aggiungiamo ancora i 50 milioni spesi per l'1% di IMA, il gruppo di packaging posseduto dalla famiglia Vacchi, come per punto Benetto. LNDV si è laureato alla Bocconi in economia aziendale e management, ma come poteva essere diverso? Quindi ha la barba, ha un côté glamour, e nelle foto l'allure le donne, ecco tutti questi momenti che lui svisce come identitari del suo essere. Dopo aver frequentato la modella Alessia Tedeschi e Maddalena Ghenea, la prima ad essere impalmata ufficialmente è Anna Castellini Baldissera, giovane modella bionda carina dal mento altezzoso, discendente da famiglie riccamente lombarde. Le nozze avvengono nel giugno del 22. La morte del padre Leonardo li raggiunge mentre sono appena partiti per la luna di miele. I 2 innamorati si erano detti sì a Château de la Mesardier, una residenza ottocentesca con vista panoramica sulla baia di Saint-Tropez e sui vigneti di Ramatuelle e sulle spiagge di Pampelon, tanto per dire, così, scelto un luogo a caso. Una storia molto triste, ma giusto il tempo di lisciarsi la barba ed entra in campo un'altra modella. E qua parliamo questa volta dell'americana Jessica Michelle Serfati, che è questa signora tutta qua infiorata che vedete all'interno del fotogramma dell'articolo, anch'essa castana imbiondita, occhi azzurri e sguardo da pantera, di 4 anni più âgée. Si frequentano per pochi mesi, ma LNDV, Leonardo Maria del Vecchio, ha il sangue caldo. In un ristorante sulla costiera amalfitana si propone e Jessica dice sì con voce rotta dall'emozione. Pensate un po'. Nemmeno però lei al primo matrimonio, quindi qua andiamo un po' indietro nel tempo, e si è sposata giovanissima a 16 anni con un ragazzo del banco accanto a Little Rock e si chiama Ididia Serfati. I 2, questo è il marito, hanno un figlio, Romain, nel 2008, ma la loro storia non è affatto finita bene. Nel 2016, quando Jessica ebbe una relazione con Niall Horan degli One Direction, Ididia confidò al Daily Mail che mia moglie ha abbandonato me e nostro figlio Roman per cercare fortuna a Los Angeles. Quindi queste sono le frecciate che arrivano, chissà con quale dolore per queste persone, quindi ve le faccio vedere, non vado avanti ma indagate su quelle che sono gli asset ancora funzionanti in Italia, quelli che vengono oliati da da centinaia di milioni di euro, mentre qua è una pagina un po' impegnativa dal punto di vista etico. E abbiamo l'Asia in fiamme, abbiamo la Corea del Sud che è in questa foto, vedete, una specie di camera in cui vengono spruzzate e nebulizzate goccioline d'acqua per dare ristoro agli abitanti, la temperatura si è alzata in maniera terrificante. Corea del Sud e Giappone fanno i conti con le temperature sempre più alte e una società sempre più vecchia, un po' come capita qui, rifugia i ventilatori. Questo è il pezzo di Giulia Pompili, brava giornalista del Foglio. Si dice che in Corea quando fa troppo caldo si mangia il bosintang, lo stufato di cane bollente, o meglio si mangiava. Eppure nei giorni scorsi la strada principale che ospitava più di 50 ristoranti specializzati in carne di cane era prevalentemente deserta.
I ristoranti aperti sono rimasti solamente una ventina. Lunedì scorso, il 15 luglio, era Chobok in Corea del Sud, e così si chiama il primo dei 3 giorni considerati i più caldi dell'anno, un periodo ricordato come Bokwal, che letteralmente significa giorni da cane, e questi cani poi se li mangiano pure. In realtà, per fortuna, la modernità e la ricchezza hanno cambiato un po' la percezione dei coreani nei confronti degli animali da compagnia, e secondo un sondaggio 4 anni fa circa il 30% delle famiglie coreane ha dichiarato di avere almeno un animale domestico, e il mercato in pet è uno dei più in crescita nel mondo. Il Parlamento sudcoreano, questa è una buona notizia per fortuna, ha approvato quasi all'unanimità una legge che vieterà del tutto, l'allevamento, la macellazione e la vendita della carne di cane entro il 2027. In ogni mercato di strada di Seoul si vendono i ventilatori portatili. Qua viene il problema del caldo, di cui sono partiti, questa è la ragione per cui vi leggo questo articolo. Quindi sono ventilatori portatili, un gadget tra i più richiesti, e di recente si è passati anche alla ricerca più tecnologica, grande classica degli articoli estivi dei giornali asiatici. I corpetti riempiti di ghiaccio sintetico l'anno scorso sono stati la grande innovazione del Tour de France, quindi corpetti imbottiti di ghiaccio per tenere la temperatura del corpo bassa. Il problema è che sempre di più in Asia orientale i picchi di caldo sono da record. E ormai ogni anno, quando la temperatura si alza così tanto, non è solo il caldo a diventare pericoloso, perché al caldo si unisce la stagione dei monsoni. Cose già sentite, ma qua un po' la notizia che porta un po' verso la parte finale dell'articolo, e dove si dice che è vero che funzionano energie elettriche, condizionatori, e buttano nell'atmosfera, inquinano, contribuendo al riscaldamento globale, ma è anche un altro problema: contribuiscono ad aumentare il calore dell'ambiente esterno, e secondo i licenziati ci sono 3,1% di decessi che sarebbero attribuiti proprio a questo aumento dato dal pompaggio dei compressori dei condizionatori. Ci sono i rifugi di raffreddamento, come vi ho fatto vedere, che sono locali, e spesso sono farmacie o biblioteche, ci sono a Tokyo principalmente, dove nel quartiere di Sumida, designato come rifugio contro il caldo, insieme a un'altra trentina di strutture dell'amministrazione locale, i visitatori si possono fermare a riposare e non sono obbligati a fare acquisti. Quindi se morite di caldo e siete a Tokyo, prendete d'occhio le farmacie, entrate senza timore di dover comprare un analgesico, sedetevi su una panchina e cercate di portare a casa la pelle. Questo è un bellissimo pezzo che non vi leggerò, perché il viaggio del burattino nel mondo, l'Atlante della fantasia ha un solo re, l'immortale Pinocchio. Il paginone del Foglio dedica al grande personaggio di Collodi una rassegna che deve occuparsi però di rendere il grillo parlante in Iran, che non conosce i grilli, e come farà, e la volpe nell'Africa che conosce solo gli sciacalli, e affascinanti storie editoriali. Questi non sono problemi da poco per vendere in quei paesi lì. Mentre l'ultimo pezzo che vado a chiudere, magari ve lo leggo dopo, intanto devo ancora farmi il terzo passaggio, perché io qua mi sa che ne ho fatti solo 2, se non ricordo male, al massimo sarà il quarto. Scusate, adesso poi metto una marcia in più, scalo una marcia, accelero. Ma andiamo in un pennello ormai morto e spento, guardate qua, sembra un obitorio. Allora andiamo a buttare un po' di acqua subito nella nostra ciotolina per terminare la nostra rasatura. Spero stiate bene, non chiedo mai come state voi. Mi auguro che non siate in code infinite su qualche raccordo autostradale in direzione mare della Liguria o della Toscana, o forse un po' meno dell'Adriatico, lì sono forse un po' più organizzati. Quindi mi do una passata molto rapida per andare a fare un obliquo. Molto buona la profumazione Barrasso, che vi faccio rivedere, forse messo solamente adesso in collegamento con il mio canale Domenica che Barba, che si chiama poi Andrea Reali il canale, ecco, qualcuno l'avrà notato, non si chiama Domenica che Barba, io non ho un canale dedicato alle rasature, è un canale che si chiama come me, perché collego a me questa mia bipolarità di rasatore e di lettore appassionato, forse neanche, di cronista di risulta, di cacciatore di notizie futili, e quindi potete trovare tutte le domeniche nel metà pomeriggio, perché questi sono i tempi purtroppo dell'elaborazione dei miei video sui server di YouTube, qualche notiziola e magari qualche desiderio di comprarvi un rasoio nuovo e magari sbarbarvi se non l'avete fatto, perché la domenica so che la festa di ieri è finita oltre le 2, con stappo di bottiglie di champagne ero già a casa perché mi ero recato in moto a Follonica, quindi nel buio rientrare il sabato sera con questi squinternati in giro poteva essere pericoloso, quindi cerco di mettere un limite anche ai festeggiamenti che sono legittimi, ma bisogna comunque regolarsi, perché sennò il giorno dopo a farsi la barba trovate uno zombie, trovate
una persona distratta, mi sono dato sicuramente una zappata, ho sentito qui nella troppa leggerezza un taglio che eccolo qua, come vedete si è presentato puntualmente. Occhio alle Bolzano su questo Wilkinson apribile, ve lo faccio rivedere. Non scherzate, non sottovalutate, non pensiate di poter far fare a lui quello che volete, perché spesso è un po' lui che fa quello che vuole, come spesso capita, non solo nel campo della rasatura. Io con questo passaggio posso considerare la mia rasatura terminata, discretamente soddisfacente, non troppo. Devo dire che ho sempre queste presenze nella zona baffi che non mi soddisfano, vado a sciacquare immediatamente con acqua sicuramente non fredda. Bene, tamponatura, asciugamano color tortora, sempre per concludere la nostra rasatura domenicale di 21 luglio. Grande traffico sulle strade, naturalmente ieri, sabato, il giorno dei cambi, sapete, quando prendete le case sono da sabato a sabato, questa è l'unica cosa che hanno imparato i vacanzieri italiani, non si parla d'altro, si va da sabato a sabato, questo gesto che è inqualificabile, no? È come quelli che ti chiedono come lei mi insegna, io non insegno niente a nessuno, come lei mi insegna, cosa mi insegna? E da sabato a sabato ha la stessa iattura di questi atteggiamenti con cui si rivolgono alle persone e del nulla di cui parlano, perdendo le loro giornate spesso a sparare un sacco di fregnacce. Si terrà e si è tenuta, scusate, la scorsa settimana la sagra della fregnaccia in un comune, una frazione di Amelia in provincia di Terni. Andate a vedere, non è uno scherzo, della fregnaccia e delle erbe spontanee. Sagra della fregnaccia, prima di andare ad aspergerci con un aftershave, il sole si è un po' smorzato, quindi forse si sta un po' coprendo, abbiamo questo pezzo di Fabiano Giacomotti, dove vedete questa esposizione di sneaker, e per l'appunto si parla di sneaker, premesso che sono già uscite le scarpe del produttore che usano il nome di Trump, che si chiamano Fight, sporche e rigate di sangue. Qua si parla di chi partecipa alle aste notturne per comprare dei modelli indossati una volta da qualcuno, o anche magari preview che non andranno mai sul mercato, comprate di notte e rivendute col 300-400% di ricarico. Sneakers, le scarpe che volano, colorate ed esagerate, vanno forte anche quelle di marchi meno noti. Viaggio nei meandri delle compravendite online, gente che campa facendo questo. Poi ne parla Giacomotti scrivendo con un accenno anche un po' fetish dell'epoca, insomma, anzi abbastanza attuale. Fabiano Giacomotti scrive: scrivere di sneaker in estate evoca lontani ricordi di superbe indossate giorno e notte a pelle, macchiate di salsedine e di gelato, nascoste nel ripiano inferiore dell'armadio prima che le vestali domestiche le buttassero in lavatrice, fra smorfi di disgusto e gridolini di esagerazione. E lei racconta in questo, che dà l'idea di che gioventù ha avuto la nostra Fabiana Giacomotti, sicuramente di buona famiglia, con casa a Portofino, ritengo, perché dice: il piacere delizioso era che le scalciavi sulla porta d'ingresso posando i piedi sul marmo nero cordonato di bianco tipico delle case liguri, e lì nella frescura che ti saliva fino alla radice dei capelli ti guardavi con attenzione allo specchio per capire se qualcosa nella postura, nelle guance accaldate, negli occhi soprattutto, tradisse la corsa in motorino proibita su per il monte di Portofino, che allora era aperto, e l'incontro col filarino che non andava a genio alla mamma, la pomiciata durante la quale non ti eri spinta oltre perché indossavi le scarpe da tennis, e con le scarpe addosso non si poteva, anzi, sai che ridere. Qua si parla di Nike e Adidas, questo all'inizio vale poi tutto il pezzo, perché il resto sono pubblicità di marketing, o perlomeno echi dal marketing di chi campa facendo questi mestieri. Dice che anche Nike e Adidas però sono in crisi, questo è abbastanza importante, di identità, perché le nuove star dello sport sono sempre più propense a stringere accordi con piccoli marchi. Qui a raccontarlo è che Giacomotti conosce una madre che ha un figlio 14enne, una delle più importanti per italiane della cultura, trader in modelli Nike, che rifà gli artisti e celebrity, che compra le aste costringendosi a delle alzatacce che mai farebbe per Platone, e che rivende con un guadagno medio del 3.400%, che ha guidato per l'appunto la Giacomotti nei meandri di questo mondo di cui noi delle superbe d'antan leggiamo molto ma sappiamo poco. 2 settimane fa il Financial Times ha messo in palio sneakers di marca fra chi avesse dato informazioni utili sulla loro compravendita,
come investimento a medio termine per corroborare un articolo sul tema. Si parla di quelle indossate da Kanye West, sulla quale vale la pena scommettere. Infatti quando arriva in negozio questi release, questi rilasci di modelli che contano avviene infatti per sorteggio, cioè con l'ingaggio fattivo della dea bendata, insomma per fortuna, e cioè è ancora per azzardo. Al figlio della mia amica non è ancora capitato di vincere uno di questi jackpot, però mi conferma che quando si sparge la voce l'hype sale al massimo, quindi è l'eccitazione interna che muove questi ragazzi a fare questo genere di commerci, anche fra chi non ne fa oggetto di business, eppure, contrariamente a quanto credevo, ne trattiene pochissime per sé, 9 fra le centinaia che ha trattato. Quindi storie di mercati, di sneaker, io non credevo che il mondo si reggesse su queste cose, invece sì, quindi si possono fare soldi anche con niente, come possiamo chiamarli, degli asset un po' ondivaghi, mentre andiamo a scegliere dallo scaffale, salutando Tiziano Goller, dal Trentino, eccolo qua, e allora è lui questo mentolato vigoroso, leggete bene, non è il classico che trovate dai Tigotà o dagli acqua e sapone o dove volete, non si trova, e questa fragranza è quello che ci vuole per chi non è stata ancora calda in questa barberia che di domenica non sarebbe aperta, ma un giorno finiremo anche per trovare i barbieri aperti la domenica e anche lunedì. Ci aspergiamo in questa botta mentolata che vi darà sicuramente una chance in più per affrontare un pomeriggio alla grande, quindi una passeggiata, quindi un gelato, magari un rum col ghiaccio, dove vorrete, fate quello che vi piace, passate soprattutto una buona domenica da Andrea, e da domenica che barba, ciao!